Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Condifesa, Crea, Fiorello, insomma, per l'opportunità che ci è stata data in questa fiera. Volevo fare un piccolo intervento di 10 minuti proprio breve riguardo a un prodotto che Manica ha sviluppato nell'ultimo anno ed è un prodotto un po' particolare, nel senso che si tratta di un granulo. Si tratta di un granulo totalmente su base organica e che fa da superassorbente. Cosa intendo per superassorbente? È in grado di assorbere e cedere l'acqua per cicli molto lunghi, fino a circa 2-3 anni, poi comincia a degradarsi in sostanza organica. Il Retentis, cioè il prodotto di cui vi accennavo, è una novità perché prodotti similari esistevano già in commercio, solo che molto spesso si basavano su prodotti a base sintetica, quindi a base di polimeri, poliacrilati. Questi poliacrilati hanno due svantaggi. Il primo è che nel 2028, essendo che si tratta di microplastiche concettualmente, saranno banditi a livello europeo. Il secondo è che molto spesso posseggono solo un ciclo di carica-scarica. Cosa significa? Che si rigonfiano d'acqua e poi trattengono l'acqua nel rimpiazzo, nella buca, insomma, dove viene applicato. Questo è molto limitante perché molto spesso questi prodotti che erano già in commercio danno problemi di asfissia radicale. Quindi quando il prodotto è mal posizionato c'è un assorbimento non voluto, c'è un maggiore della reale necessità della pianta e di conseguenza la radice va in sofferenza. Il Retentis, tra l'altro, è un prodotto, come vi dicevo, totalmente organico. Il contenuto di lignina è quasi la totalità del prodotto e si ottiene dall'industria del legno. L'attività risulta prolungata, quindi da 3 a 5 anni è un'attività quasi completa per quanto riguarda l'assorbimento idrico, poi comincia a decomporsi in sostanza organica, è facilmente conservabile e un grammo può contenere di circa 10-15 grammi d'acqua, quindi ha un potere assorbente di circa 1 a 15, 1 a 10. Stabile a pH che vanno dal 4 al 9, quindi sui terreni praticamente di tutta Europa. Qui nel Trevigiano i pH sono tendenzialmente alti, quindi il problema non sussiste. E oltre ciò, essendo totalmente su base organica, migliora anche quella che è la conducibilità elettrica a livello suolo e l'assorbimento dei nutrienti. Voi mi direte, ma cosa serve a Treviso un prodotto che trattiene l'acqua nelle radici quando abbiamo avuto le ultime 3 stagioni di pioggia intensa per 3 mesi consecutivamente? In realtà si era proprio notato che è vero che mediamente le ultime annate, l'aprile, il maggio e il giugno, sono tendenzialmente molto più piovose rispetto ad anni fa, però si è anche visto che la tendenza qual è? È quella di avere un luglio, una seconda metà di luglio e un agosto molto calde. Di conseguenza il prodotto è stato pensato e studiato, in questo caso, per quello che riguarda il rimpiazzo della barbatella, del barbatellone in campo, perché con circa 100 grammi di prodotto applicato sulla buca del rimpiazzo, dai 70 ai 100 grammi, io permetto alla pianta, anche in condizioni di non irrigazione, quindi vigneti in collina, vigneti non irrigati, o comunque dove ho difficoltà ad irrigare il vigneto, di limitare fortemente quello che è lo stress idrico della barbatella. Abbiamo fatto diverse prove, sia in vaso che in campo. Su prove in vaso si è visto che rispetto al non trattato ho una ritenzione idrica del 53% superiore. In particolare queste sono tutte prove fatte in vaso, volevo farvi vedere questa cosa. In caso in cui la pianta si trovi in comfort idrico, passatemi il termine, la differenza è
comunque marcata, ma non così tanto, cioè il delta tra una curva e l'altra. Qui parliamo di un grafico che semplicemente va a studiare quella che è la fotosintesi della pianta, quindi l'assimilazione di CO2 da parte della foglia della pianta. Ma nel caso in cui lo stress idrico sia marcato, quindi in condizioni limite, vedete come l'aumento della fotosintesi è praticamente del 50% superiore rispetto al non trattato, quindi la pianta lavora molto meglio. Queste sono barbatelle in vaso già di una certa età. Si è valutato appunto, è stata fatta una tesi sia con il vaso non irrigato, quindi stress idrico, col vaso irrigato e col vaso non irrigato con l'aggiunta di Retentis, e le performance a livello di numero di grappoli, produzione chilo insomma, per pianta, e il peso sono state molto similari tra il trattato con Retentis e il prodotto irrigato. Ma la prova più importante, quella che mi dà un po' più all'occhio l'effetto del prodotto, è proprio questa che abbiamo fatto nel 23 nei Colli Piacentini, quindi in condizioni abbastanza estreme, perché era una zona di collina molto pendente. E questo è un vigneto di Sauvignon che è stato messo giù nel 2023, scusate, quindi aprile 2023, messa a dimora delle barbatelle, vigneto non trattato, vigneto con 100 grammi per pianta di Retentis. È stata effettuata una sola applicazione, quindi è stato bagnato il colletto della pianta una volta con una botta manuale, e poi basta, non c'è stata nessuna indicazione di supporto se non le piogge insomma, della stagione. Questo è il grafico che vedete, quindi la piovosità che c'è stata quell'anno. E questa è la differenza di sviluppo tra una pianta che è andata fortemente in stress idrico da una pianta che a parità di acqua ricevuta si è sviluppata in modo molto più marcato. L'ipotesi quindi qual è? Cioè, l'utilizzo di questo prodotto quale sarebbe? In questo caso in particolare l'abbiamo impostato un po' su quello che è proprio il rimpiazzo della barbatella dovuto a estirpo per flavescenza o mal dell'esca. Stiamo anche studiando un modo perché avvenga un'applicazione in campo durante il trapianto del vigneto, quindi la messa a dimora delle barbatelle, proprio con dei macchinari appositi. E l'applicazione in questo caso sarebbe ovviamente lungo la fila, quindi non localizzata pianta per pianta. E detto ciò, vi ringrazio.